una volta si fermavano, vengono un po' tratti in inganno. Tornati al Mussodromo, è il turno della seconda batteria femminile. Via da là, pronti? Dai per me, Margherita. Attenzione, attenzione, no? Sali su. Dai. Sali su. Ora, vai. Alla Paola. Pallolino lì da tagliare, mentre si fa incandescente la lotta per il terzo e quarto posto. Le prime 3 classificate si uniranno alle 3 vincitrici della gara precedente per disputare la finale, che però dovrà aspettare i risultati delle 4 batterie maschili, che ora andiamo a vedere. Ricordiamo qui 3 giri, primi 3 in finale. Allora c'è stato qualche problema per Scopel, abbiamo visto che aveva il punto evitato. Problemi anche per Passagello con il suo Pippo, pian piano si stanno avvicinando. Siamo pronti, ricordiamo il Carlo Simone, la piazza, record sabato scorso su questo Mussodromo, una Lola con un'annata che va. Passagello con il quinto tempo. Partiti, ed ecco che l'annata ha preso subito il galoppo. Bellissima la lotta per il secondo posto. Bellissimo, bellissimo, all'interno del passato, però adesso si ferma iniziando proprio le mi sembra sempre ufficiosamente il numero 21 per fare il mondiale per te. Troppo! Molto bene il comando da pronostico, da Marco, ricordiamo, che lo sta seguendo quello, abbiamo Franco Benedetto al quarto posto, abbiamo Venezio Marco per le grosse. Lasciamo praticare Franco Benedetto che fa a classificarsi al primo posto. Capitanata da Van Don Alessandro per la piazza sull'Ola che ha ottenuto il quarto tempo, ricordiamo nella prova di sabato sera. Ha ritirato Enrico per le gare, China, Borsato Celestino
chiare. Allora abbiamo Deve grosse del sette basso. primo giro per Vanco Alessandro Suola che sta controllando, secondo è Reginaldo Enrico, Vanco sta per terminare, con una quinta non tiene niente dalla Suola, mentre nel secondo e terzo posto abbiamo la Borca Cagliare con Reginaldo Enrico e Borcato Pellegrino. Stefano, Entrame Nicola, Borsato Samuele. Gazzola Stefano, vincitore dell'anno scorso. Va bene. Allora Gazzola Stefano termina al comando, secondo posto era Borsato Samuele e il terzo non mi ricordo perché c'è un proviglio di Nucci. Questa batteria, Borsato Samuele, il padre, Borsato Gazzola Emanuele, Samuele, Trio, scusate, a metà, mentre Borsato Celestino il padre. Ragazzi, giudici tutti, pronti, ecco, il primo è Lucato Simone, Piazza Nada, Gazzola Stefano, Enrico. Bennacchio Marco, Reginato Enrico, Gazzola Emanuela, esaminato Roberto. Questi sono i protagonisti di questa prima semifinale. Solo farvi in questo istante al comando la piazza con Lucato. Poi qualche problema per il telefono come prima, però pian piano sta rientrando ed ecco ci vediamo. Simone, vai! Renato Lucato Simone, seguito dalla numero di Renato. Simone, vai! Renato Lucato Simone, seguito dalla numero di Renato e viene fortissimo Gazzola. Lotta, vediamo che all'interno, lo staccato interno del Stefano, Gazzola che le va avanti è lo numero 10 Bennacchio Marco, con le terre grosse. Dove lasciare il punto? No, vabbè, la partita ce la fa anche bene.
e al quarto posto Mario Enzo Bornato Celestino, no, Bornato Samuele, scusate, Giugieri, Raggiani, una arrivederci all'allora. Al centro del Mussodromo, nel frattempo, le borgate si sono organizzate per bene, portandosi tutto il necessario per godere di questo spettacolo con tutti i comfort, soprattutto quelli culinari. Questo personaggio, con questa onorevole pancia, fa parte di una borgata in particolare. Ciao, venite avanti, questa è la borgata delle Cendrole. Evviva Borgata Cendrole! La specialità della borgata Cendrole è baccalà. A parte mi viene dietro. Vado. Vai. Ciao! Ciao a tutti. No, non sei giusto. Ascolta, vieni qua. Aspetta. Quinta e baccalà. Vai. Ciao a tutti, sono Martina. La specialità della borgata Cendrole è baccalà con polenta, soppresso e formaggio e fagioli. Baccalà bastonato tutta la notte, tu in fresca. Alla Vicentina, Alla Vicentina. Siamo... Tornati al palio, c'è chi schiaccia un pisolino, chi fa qualche lavoretto, chi si guarda la lingua e chi mi fa un bel sorriso, mentre nei box le ragazze si preparano per la finale.
Pronto, allora torniamo al fermo anche la Valliano, fermo una Paola, Quando mi ormai a ieri, Magnacaia. Molto brava anche nelle curve, bravissima, e secondo me eleganza, traiettoria, ed ecco che va alla seconda convinta delle tre, avanti il secondo, con la capacità a sbagliare, osserva con una buona dell'occhio, con una buona dei navi, molto evidente. Con il numero 4 Davanti Federico, scusate, con il numero 2, Giacomo Stefano con il numero 3, con il numero 4 Franco Alessandro, con il 15 Fernando Marco, con il numero 11 Borsato Samuele, con l'8 Renato Enrico e con il 18 Don Cristian. Velocissima la piazza, alle comando. Molto bene, quindi secondo la piazza c'è un timido tentativo di però sembra che la coppia Lucato Simone e Franco Federico facendo la corona a vincente secondo giro ragazzi questa finale un po' abbiamo fatto nelle batterie e nelle semifinali sempre Lucato Simone davanti a Federico, quindi secondi. Molto bene, siamo doppiati. Dell'anno scorso che da solo servono cambiare per il quadro quinto, sesto, settimo accediamo l'ordine ufficiale della giuria. Allez, zero viola sì o sì. E salutiamo anche il presidente della Marca il signor Fulvio Briagnolo, che anche lui si è divertito e ha assistito a questo meraviglioso spettacolo. Allora, tutto è pronto per i due vincitori, tutti e due della piazza, palio femminile e palio maschile. Voto diritto che domani saranno su tutti i quotidiani nazionali e regionali. Il palio ora ha i suoi vincitori, ma prima di raggiungere il centro della festa vi mostro un'altra borgata. Ciao, venite avanti, questa è la borgata di Spineda.
Ciao, sono Luisa. Le specialità della borgata Spinea sono bigui in salsa, bigui al sugo d'anitra, sardelle in saor, sardelle fritte con pessetto fritto e polenta, dolci fatti in casa e tante ombre a volontà. Perfetto, perfetto! Vicino al tendone della Proloco si trova anche lo stand di uno tra i più affezionati sponsor della manifestazione e puntualmente sostiene le iniziative del proprio paese dove produce la sua ottima pasta. Pasta che sicuramente è stata utilizzata in una delle molteplici specialità della prossima borgata. Allora, azione! Ciao, seguitemi nella borgata di Foggiana. È passata la macchina. Allora, dopo tenetevi per mano, mi raccomando, che così rimanete ben compatti. Allora, pronti? Macchine via, ok. Azione! Ciao, seguitemi nella borgata di Foggiana. Stato mai? Sta tanto mai? Di più, di più? Oh! Pronti? Ciak, azione! Ciao, sono Lisa. Le specialità della borgata di Foggiana sono minestrone, pane e ombra, salsiccia, pane e ombra, panino sorpresso ombra, fritella fiori di zucca, ombra vino aranciata, stuzzichini, acqua, pasto completo, minestrone, salsiccia, pane, ombra, acqua e fritella. E la novità 2015 è piede maschio liscio. Wow, quante!
Si sta facendo sera e ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa fantastica giornata. Ma prima ritorniamo per l'ultima volta a domenica 13. Ciao, siete arrivati all'ultima borgata, la borgata Terre Grosse. Ciao, sono Jenny. La nostra specialità delle borgate Terre Grosse è pasticcio, salsiccia e fagioli. Il Palio anche quest'anno ha riscosso un gran successo e lo testimoniano le immagini che ritraggono il grande lavoro svolto dai volontari della Proloco impegnati in cucina a sfamare le migliaia di persone che sono giunte questa sera. Se vi ricordate, in principio vi avevo accennato che il grande successo di questa manifestazione si basava su di un segreto. Questo segreto era chiuso nella capacità delle vecchie generazioni di tramandare ai giovani l'amore per il passato e il piacere di far parte di una comunità che grazie alla collaborazione ti fa sentire accolto da una grande famiglia, dove ad ogni singolo membro va dato il giusto merito per questo grande successo.